Pronto mondo? Donne e uomini nel cuore della missione. A cura del centro missionario della diocesi di Padova. Conduce Andrea Canton. No, il 2015 non è un anno come gli altri per la famiglia salesiana diffusa ormai in tutto il mondo, perché nel 2015 ricorrono i 200 anni dalla nascita di San Giovanni Bosco, il fondatore di questa realtà che ha riscritto il modo con cui la Chiesa si rapporta con le giovani generazioni, in una logica di inclusione, di educazione e di crescita nella fede. Oggi il telefono di Pronto Mondo squillerà in un paese tra i più cattolici al mondo, che si trova però nel continente meno cattolico del mondo. Stiamo parlando delle Filippine, in Asia, un paese che ha ricevuto recentemente la visita di Papa Francesco. Ricordiamo a gennaio la messa con 7 milioni di persone, una cifra incredibile, un paese in crescita dove permangono però delle sacche di povertà e di sottosviluppo. Dato che di salesiani parliamo, ci collegheremo con una scuola, più precisamente un centro professionale agricolo dove si insegna agricoltura e meccanica agricola a 500 km da Manila. Ci risponderà Luigi Parolin, un consacrato salesiano presente nelle Filippine da più di 50 anni. Con lui, grazie alla sua esperienza, tracceremo non solo come funziona il modello educativo di Don Bosco, ma daremo uno sguardo anche alle Filippine, una realtà che per quanto riguarda la vita di chiesa ci sta sorprendendo e, fidatevi, ci sorprenderà molto anche nei prossimi anni. L'8 dicembre 1841 Bartolomeo Garelli, giovane muratore di Asti, incontrò Don Bosco, il primo in assoluto di una schiera di migliaia, centinaia di migliaia di ragazzi che in 170 anni hanno avuto l'opportunità di crescere alla scuola di Don Bosco. Nell'educazione lo stile è tutto, tira fuori il meglio di ogni giovane, ragazzo o ragazza, lo valorizza e gli indica un futuro possibile. Anche nella regione di Bicol, nelle Filippine, dove dal 2001 proprio i salesiani, in collaborazione con la diocesi di Legazpi, hanno fondato un centro di formazione in agricoltura e meccanica agricola Don Bosco. La formazione professionale, il trasformare mani prima inoperose in mani artefici di futuro, ha sempre contraddistinto la storia dei salesiani e delle figlie di Maria Ausiliatrice. Ma qui il futuro è sociale, è quello dell'intera comunità. Nel territorio di Bicol, infatti, tra le colline coltivate a noci di cocco, dove l'agricoltura non basta a saziare tutti, questi giovani, attrezzati grazie al Don Bosco Center a padroneggiare le tecniche più innovative, rappresentano il seme della speranza per un futuro di benessere e prosperità. Pronto mondo? Pronto mondo? Il telefono di Pronto Mondo oggi squilla nelle Filippine, più precisamente vicino alla città di Legazpi, a 500 km a sud-est di Manila. Siamo in collegamento con il Don Bosco Agromechanical Technology Center, un istituto di formazione professionale agricolo. Con noi Luigi Parolin, missionario salesiano che si trova nelle Filippine dal 1960, originario di Romano dell'Ezzelino. Grazie Luigi per essere con noi. Grazie a voi che mi avete invitato. Una vita lunga, una vita piena nella famiglia di Don Bosco, iniziata molto giovane, giusto? Sì, molto giovane, a 12 anni sono andato a Cumiana, che sarebbe fuori Torino, immaginarsi quanto lontano. Io volevo imparare un mestiere, falegnameria, invece quella scuola lì era agricola. Comunque io sono stato lì 3 o 4 anni e lì era una formazione sia aspirantato per salesiani non preti e anche formazione professionale per salesiani che dovevano andare in missione, quindi un istituto missionario. Io stando con loro certamente ho preso anche quella voglia di dire perché non faccio anch'io questo lavoro, di lavorare per la gente. Allora dopo 4-5 anni sono andato a noviziato, quindi avevo 16 anni, e da noviziato ho chiesto poi di andare a Torino per prendere un corso di falegnameria, ma proprio classica, quella buona. Per 3 anni sono stato lì, poi si capisce, molti parlavano di missioni, molti missionari parlavano a noi, e dico voglio andare anche io in missione, e ho chiesto al superiore, guardate, io sono volentieri, vado in missione,
bene perché so che c'è bisogno e mi sento di andare. E loro sono stati molto contenti e hanno accettato che io vada nelle Filippine. Anzi, il dottor Maggiore a quei tempi, che era un veneto, Gigiotti, ma sì, vai laggiù, sono stato lì, eccetera. Era molto felice che io fossi venuto. Quindi sono stato 6 anni e mezzo a insegnare a falegnameria. Poi, visto che molti ragazzi non piaceva tanto il legno, anche se è falegnameria classica, ho chiesto ai superiori, guardate, posso essere più utile se cambio mestiere secondo i gusti anche dei ragazzi. Allora mi hanno, va bene, molto bene, dico, e mi hanno detto perché non vai negli Stati Uniti, abbiamo centri professionali lì, stai lì un anno o 2 e poi torni e apri un corso di meccanica di motorista. Allora sono stato negli Stati Uniti 1 anno e mezzo a Los Angeles, 1 anno e mezzo. E lì ho preso molto motorista, è stato un bel corso, mi è stato molto molto utile anche come salesianità, perché i salesiani lì vivevano proprio buona salesianità. E poi anche il modo di insegnare pedagogico fantastico. Quindi io ho avuto una buona esperienza lì. E dopo sono tornato nelle Filippine, quindi nel 69 ero già a Manila e nel 71 io ero in una scuola di ragazzi che elementari e medie ma pagavano. Allora la comunità ha deciso perché non apriamo un corso per i poveri che prendono il mestiere e dopo un anno possono andare a lavorare. Allora io avevo questa esperienza di Italia, si capisce, centro professionale in Italia, sono stato lì molti anni, no? E dico, bene, allora faccio io questo lavoro. È cominciato il centro professionale e ho iniziato nel 71 e ancora adesso funziona molto bene. Sono 600-700 giovanotti che vengono diplomati ogni anno, con una, vorrei dire, quasi 100% impiego, molto buono. Nel 2015 ricorrono i 200 anni dalla nascita di Don Bosco, voi state continuando il suo modello di educazione, sento dietro di lei ci sono i ragazzi che stanno giocando a basket al termine della scuola. Quali sono i frutti di questa esperienza che ha maturato anche nella sua vita personale? Beh, prima di tutto si vede i giovani che incominciano l'anno scolastico molto moggi, non vedono un futuro e dopo un anno finiscono la scuola e si sentono più confidenti, molto confidenti, possono andare verso lavorare e fanno molto bene. Cioè che prima erano molto timidi, ora sono più entusiasti perché hanno guadagnato questo self-esteem, come dire, si sentono più coraggiosi di iniziare e vedo che fanno molto molto bene sia nella famiglia e loro anche come fanno nell'industria. L'industria apprezza molto gli graduati perché si vede che non solo il mestiere è buono, ma anche il comportamento umano e sociale che apprezzano molto. Quindi è un cambiamento di vita a loro e loro poi hanno un influsso sui loro compagni, sulla famiglia e sull'ambiente che vivono. Grazie Luigi, ci fermiamo qualche istante, prima però una piccola scheda di approfondimento sulla realtà che vive, che è quella delle Filippine. 85 milioni di abitanti, 69 milioni di cattolici. Basterebbe questo a capire come le Filippine rappresentino per la Chiesa cattolica non più da secoli una terra di missione, ma una delle locomotive della fede nel mondo. Il cristianesimo arrivò nelle Filippine nel Cinquecento, durante la dominazione spagnola. Il messaggio si incardinò subito, con estrema facilità, soprattutto perché il Vangelo non fu portato né con violenza né con l'oppressione. I missionari, specie i francescani, si seppero dimostrare subito con forza protettori degli indigeni. Le Filippine sono viste come porta dell'evangelizzazione dell'Asia. Le folle oceaniche per la GMG del 1995 di Manila con Papa Giovanni Paolo II e i 7 milioni di gennaio con Papa Francesco testimoniano una fedeltà che va oltre ogni limite, fino alla morte. Lorenzo Ruiz, filippino, nel 600 figura infatti tra i martiri di Nagasaki in Giappone. Anche lui era partito per annunciare il messaggio di Cristo, anche lui pronto fino al sacrificio totale. La gioia che testimonia la Chiesa filippina, a partire dal volto sorridente del giovane cardinale Tagle, arcivescovo di Manila, non potranno che giovare anche alla Chiesa, a volte stanca, dell'opulenta Europa. Pronto mondo? Donne e uomini nel cuore della missione. Pronto mondo? Un saluto, bentornati. Oggi il telefono di Pronto Mondo ha squillato nelle Filippine, a 18 km dalla città di Legazpi, più precisamente nel centro professionale agromeccanico Don Bosco,
con noi Luigi Parolin, un missionario salesiano originario di Romano d'Ezzelino. Grazie ancora Luigi. Grazie a lei che mi ha chiamato. Le Filippine, un gigante asiatico, un gigante anche della cristianità, un cardinale giovane che sta guidando una chiesa. Abbiamo visto la folla oceanica che ha accolto Papa Francesco in gennaio per la messa più popolata dell'intera storia dell'umanità. C'è stato un grande impatto sulla gente. La venuta del Papa ha dato importanza a loro e loro si sono sentiti non solo importanti ma anche apprezzati molto. Considerano ogni parola del Papa un comando per loro, quindi è una venerazione grossa sul Papa, quindi ha dato un forte entusiasmo nella loro vita giornaliera, cristiana o sociale, quindi ha dato un molto buon impatto su quello. Un paese in crescita, le Filippine. Voi nel centro professionale quanti ragazzi avete, che cosa fate? Il nostro centro qui abbiamo soltanto 200 giovanotti, 210 sì, ragazzi e ragazze. Certo che se potessimo averne, ci saranno molti, sono 500, 600 che chiedono di venire dentro, ma non possiamo prendere troppi. Il fatto è che quando io sono venuto nelle Filippine c'erano soltanto 30 milioni di individui, adesso parlano di 90 o 100 milioni di individui. Quindi lei pensa quanta gioventù c'è in giro. Quindi se prima si poteva fare tanto, con l'aumento di popolazione, quanta gente è senza lavoro e senza educazione. E anche il numero, sacerdoti, preti e religiosi non hanno aumentato così tanto come la popolazione. Quindi quanto c'è bisogno di educazione alla gente, sia parte fattore cristiano, sia fatto morale e tutto il resto. Quindi anche per noi salesiani e anche religiosi che sì, facciamo molto, ma ancora poco a paragone al numero grosso che ci sia della gente. So che è importante perché i ragazzi che escono dal vostro centro hanno un tasso di occupazione che è davvero straordinario, giusto? Sì, molto buono, perché loro, anche le industrie mi dicono questo qui: se i vostri ragazzi sono in gamba come mestiere, ma noi ciò che abbiamo bisogno un forte è quello dell'attitudine, l'attitude, del modo di fare, del comportamento e di come vedere la vita. Loro guardano molto su questa parte qui. Se uno non ha tanto voglia di lavorare, non importa dell'industria che sappia tanto il mestiere, ma se non vuole lavorare, non si comporta bene, non ha questi valori umani e sociali, quello ci fa molto specie. Quindi noi apprezziamo molto Don Bosco, non solo per il suo mestiere, skills, ma anche per i valori che sono stati inculcati in loro. E questo è una grande è un'aspettativa dall'industria. Non è solo per l'industria, è per la famiglia, per la società, per la comunità in genere. Non c'è però solo il centro professionale, la realtà che vi circonda è fatta anche di colline, di un'agricoltura di sussistenza, di noci di cocco. So che voi come salesiani avete in campo dei progetti molto importanti per dare una svolta anche all'economia della realtà territoriale della regione in cui siate. Sì, adesso noi con questo centro professionale noi già aiutiamo molto. Adesso cercheremo anche di offrire altri corsi anche più corti ad altre gioventù che vuole venire a imparare. Ma certo nel futuro, come parlavo prima, stiamo cercando di scoprire o di trovare un nuovo sistema agricolo per le colline, che qui non esiste, non c'è tanto. Quindi come utilizzare la collina per sviluppare l'agricola. E noi vorremmo fare questo, come praticare l'agricoltura con piccoli macchinari, con piccoli attrezzi che noi stiamo facendo. Compriamo qualche cosa, dobbiamo riadattare, perché allora la parte meccanica non dico che siano zero ma vicino. E se non si migliora la parte meccanica agricola non riusciranno mai a muoversi, perché i paesi vicini, io parlo di Malesia, Thailandia, di Vietnam, tutti quanti, sono già più avanzati delle Filippine su questo campo. Le Filippine non si muoveranno tanto in agricoltura se non si mettono sulla parte meccanica. Poi anche con questo fattore che noi vogliamo avere la soia, non è che sia tanto interessato da soia, ma certo è una soia, è un prodotto molto richiesto nelle Filippine e in questa zona. Se è molto richiesto, vuol dire che tanti contadini possono lavorare la soia e avere anche il mercato, perché il mercato ci pensiamo noi. Quindi possiamo dare lavoro a centinaia e centinaia di agricoltori, ma allo stesso punto il governo, altre organizzazioni
vedono che questo progetto è fattibile, si può fare, si può duplicare e si può ampliare, che prima nessuno voleva farlo perché nessuno voleva rischiare. Noi abbiamo rischiato e capisci, siamo ancora in fase di sviluppo, però sembra che fino adesso va bene. Se questo qui va bene vuol dire che possiamo dare lavoro a molta gente, quindi con un po' di meccanica agricola, con nuova cultura si può aiutare molti contadini, molti agricoltori. Io sono convinto di questo e per me è una grande opportunità, un grande lavoro, un grande aiuto che diamo alla gente qui povera, che altrimenti va a Manila e cerca di fare qualche cosetta ma non riescono a fare tanto. C'è un aiuto per questo progetto da parte del governo, da parte anche di aiuti australiani, ma c'è anche la diocesi di Padova. La diocesi di Padova sono già 5-6 anni che ci aiutano sulle borse di studio. Adesso mi hanno promesso che mi aiuteranno ancora, speriamo che non si dimentica. Mi ha aiutato molto, quello è vero. Mi hanno promesso che continueranno, ma certo che è un bel lavoro. Per dire un'altra, il centro qui, il terreno non è nostro, quindi il vescovo che ha dovuto cercare i soldi e ha trovato i soldi in Italia per la costruzione dalla CEI italiana e dai vescovi tedeschi. Quindi vede che l'Italia è stata coinvolta, la Chiesa è stata coinvolta qui in questo centro. E adesso noi stiamo ancora chiedendo soldi alla CEI, in questi giorni dobbiamo dare un progetto. Abbiamo ancora un minuto, per tanti questo sarà il secolo dell'Asia, sia dal punto di vista economico ma anche un punto di vista dell'evangelizzazione e della vita della Chiesa nel mondo. Lei che l'Asia la vive ormai da 50 anni e più, in che cosa può contribuire l'Asia alla crescita della vita di fede anche nostra? Il carattere filippino che è molto, molto socievole, il fatto che il filippino ha una cultura europea perché è cristiano, sono cattolici e anche sono asiatici, quindi hanno due culture, sono molto apprezzati fuori dalle Filippine. Lei vede in Italia, i filippini sono molto apprezzati e sono molto socievoli. Poi loro hanno la religione, sono nati con la religione, quindi è dentro nel loro corpo, diciamo, nel loro essere. Quella religione rimane, soltanto che magari dobbiamo noi lavorare di più per rinforzare la religione, un po' di teologia, un po' di istruzione. Ma quindi il carattere loro più la religione, anche loro sono molto allegri, vengono apprezzati in Europa e in Europa io ho sentito anche i genitori di individui che apprezzano molto le Filippine perché educano i loro figli, aiutano molto. Quindi anche in Italia, voglio dire, fanno un po' di evangelizzazione. In molte chiese vanno in chiesa, gli italiani vanno in chiesa se sanno che ci sono i filippini a cantare eccetera, quindi hanno un forte influsso, non certamente. Grazie Luigi per la sua testimonianza, per il suo lavoro e per la porta aperta che ci ha offerto verso le Filippine, verso l'Asia e direi anche verso il futuro della Chiesa. Grazie. Grazie a lei che ci sentiamo ancora più tardi, speriamo. Grazie. Va bene, Grazie. Arrivederci, evviva. Il viaggio del telefono di Pronto Mondo riprenderà la settimana prossima alla stessa ora. A presto. Pronto Mondo? Donne e uomini nel cuore della missione, a cura del Centro Missionario della Diocesi di Padova.